benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. L'allarme in tutta la regione sferzata dal vento. A Messina raffiche fino a 180 km. Crollati alberi a decine, pali, cartelli, strade allagate, chiuse le scuole. Danni a Taormina e Giardini Naxos, eolie isolate. A Lipari le onde minacciano le case. Nell'Agrigentino il fiume Acragas ha superato il limite di guardia e anche a Caltanissetta sono numerosi gli alberi abbattuti. A Palermo caduti 7 pali della luce, problemi pure a Trapani. Catania nelle prossime ore tornerà percorribile il lungomare dopo la voragine, questa qui che si è aperta ieri, per il cedimento di un vecchio pozzetto in disuso non adeguatamente riempito. Un altro shock a Nicemi, sarà processato a luglio il sindaco Conti, da settimane impegnato nell'emergenza frana e accusato con altri 6 di assunzioni pilotate. Ripreso intanto il recupero delle suppellettili dalle case non più abitabili. Tra poco il racconto di una coppia di giovani imprenditori che ha perso tutto in pochi minuti. Paura nella notte a Licata, esplode una bombola di gas, l'incendio devasta un appartamento, feriti marito e moglie, evacuato questo stabile, tutto quanto. Palermo è in prognosi riservata con una vertebra fratturata, la donna accoltellata alla schiena in strada da un uomo con problemi psichici che non conosceva. L'aggressore in carcere ha detto: non ha ricambiato il mio sguardo. A Catania, con la processione dell'8ª in Piazza Duomo, l'ultimo saluto della città Sant'Agata. E non si è spenta l'eco del monito del parroco Scionti. Non è carnevale, ritrovare il decoro, soprattutto tra chi tira i cordoni. Calcio in Serie B per il Palermo, vigilia di campionato. Al Barbera domani arriva la Virtus Entella. La squadra di Inzaghi, dopo il pari nel turno infrasettimanale, punta ad allungare la striscia di vittorie casalinghe. Domani al De Simone il derby fra Siracusa e Catania, una sfida importante e delicatissima per entrambe le squadre, con il Catania che punta a riavvicinare il Benevento. La gara in diretta e in chiaro su Telecolor domani a partire dalle 16:30. Bentrovati. Il maltempo ha colpito in maniera pesante Messina, dove si è concentrato una tempesta con raffiche di vento fino a 170-180 km all'ora nella notte. Numerosi i danni ancora provvisori, con centinaia di alberi sradicati e caduti. Francesco Triolo. Una tempesta assimilabile ad un uragano, con raffiche di vento arrivate anche a 180 km/h. Messina è stata colpita in maniera imponente nella nottata e nella prima mattinata dalla perturbazione che si è abbattuta sulla costa tirrenica della Sicilia. Le stazioni di misurazione del vento hanno segnalato 151 km/h di media alle 3 della notte. Ed è pesante il bilancio ancora provvisorio: centinaia gli alberi abbattuti, stimano dal COC del comune di Messina, in virtù delle segnalazioni arrivate. Cartelloni pubblicitari, pali della luce, pannelli fotovoltaici, tettoi, deordi locali sradicati dal vento. Da piazza Castronova a Zafferia, in pieno centro, di fronte alla stazione centrale, in via Trieste e nel centralissimo viale San Martino. La Protezione Civile Comunale lavora sulla segnalazione dei danni e per coordinare gli interventi di emergenza, confidando in un miglioramento delle condizioni. Al momento la situazione stazionaria, dovrebbe abbassarsi comunque il vento e le piogge sono anche a livello locale diffuse, però sono in diminuzione, in attenuazione. In serata ci dovrebbe essere un primo miglioramento generale di tutto, anche nell'abbassamento del livello delle onde, che hanno raggiunto anche in alcuni punti l'altezza di 5 metri. Situazione complicata anche a Rodia, sul versante tirrenico della città. Il mare in tempesta ha travolto il lungomare e la piazzetta del Borgo Marinaro. In diverse zone della città, sia in nottata che anche in mattinata, si sono registrati blackout dalla corrente elettrica per ore. Danni sono stati registrati pure alle strutture provvisorie del mercato Vascone. Oggi a Messina è stata disposta la chiusura di tutte le scuole.
E dopo la notte difficile della mattinata anche in molte zone della Sicilia, da Palermo a Catania alla costa ionica del Messinese, isolate le olie da 48 ore, problemi pure a Caltanissetta e Trapani. Il punto ancora con Francesco Triolo. Non solo Messina città, la tempesta ha colpito anche in provincia e in Sicilia, vigili del fuoco al lavoro, in particolare a Barcellona, Milazzo, Patti e i comuni limitrofi, oltre che per tutta la notte sull'autostrada Messina-Catania, chiusa al traffico in mattinata nel tratto tra Giarre e Tremestieri, per consentire la rimozione degli alberi caduti e riaperta solo dopo le 8:15 in condizioni di sicurezza. A Taormina raffiche da 100 km/h, caduti diversi cartelloni pubblicitari, in particolare 2 alberi sulla centralissima via Leonardo da Vinci da un palazzo privato. Scuole chiuse oggi a Santa Teresa, Furci e Roccalumera, già devastate dal ciclone Harry. Totalmente isolate dal tardo pomeriggio di ieri invece le isole Olie, bloccate in porto a Milazzo, anche la nave, unico mezzo che aveva garantito i collegamenti, seppure solo con Vulcano, Lipari e Salina. Sono 132 invece gli interventi effettuati nelle ultime 24 ore dai vigili del fuoco a Palermo a causa delle forti raffiche di vento. In città sono caduti alberi, pali della luce, volate tettoie, attimi di paura a Borgetto, dove un grosso albero di pino si è abbattuto su una stazione di servizio. L'impatto è stato devastante e gran parte della copertura è stata distrutta. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area. A Catania vento forte, così come a Mascali nel Catanese, dove sono state chiuse le scuole. A Caltanissetta decine gli alberi caduti in via Bistolati, un albero è crollato sopra il balcone di una palazzina rendendo necessario l'intervento di un'autoscala per liberare la facciata e verificare eventuali danni alla struttura. Anche a Trapani sono stati un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco. A Marausa, sempre nel Trapanese, il mare ha invaso la strada. Ancora a Catania, dove nelle prossime ore tornerà percorribile il lungomare dopo la voragine che si è aperta ieri per il cedimento di un vecchio pozzetto in disuso non adeguatamente riempito. Desiree Ferlito. Riaprirà nelle prossime ore il lungomare di Catania, interdetto al traffico per il cedimento di un tommino. I tecnici della manutenzione del comune sono al lavoro per ripristinare il cedimento e riasfaltare la strada, mentre le pattuglie della polizia locale si sono occupate del traffico e hanno messo in sicurezza l'area, evitando così conseguenze peggiori. È stato provvidenziale quello che è accaduto perché comunque avevamo noi già pianificato un intervento per verificare tutta la situazione di questi tommini che si trovano lungo il lungomare per la realizzazione della nuova idea progettuale che sta prendendo corpo. Nulla a che vedere con il ciclone Harry, come si era pensato in un primo momento. Si tratterebbe dunque solo di una coincidenza che ha infierito sullo stato già precario di uno dei tratti più belli e più amati dai catanesi, protagonista di un grande progetto di riqualificazione. In previsione, ha dichiarato il sindaco, un capillare controllo lungo tutto il lungomare per evitare altri accadimenti simili. Questo lavoro che stiamo facendo qui ci induce ad accelerare l'attività di ispezione nelle altre camere di ispezione, chiedo scusa la ripetizione, lungo il lungomare, in modo da stare certi che non ci possono essere altri collassamenti. A Niscemi, alla crisi senza precedenti provocata dalla frana, si aggiunge ora uno scossone giudiziario. Il sindaco Conti è stato rinviato a giudizio per presunte assunzioni pilotate. Gerry Italia. In una città già piegata da settimane di emergenza è arrivato nella serata di ieri un nuovo colpo che rischia di appesantire ulteriormente la crisi. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Gela, Serena Berenato, ha disposto il rinvio a giudizio del sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, e di altri 6 imputati. L'inchiesta ruota attorno a presunte assunzioni pilotate nella società Siristora, incaricata del servizio di refezione scolastica per il comune. Un provvedimento che giunge nel momento più delicato per Niscemi. Con oltre 1500 sfollati, decine di attività commerciali in ginocchio, un territorio ancora instabile, il primo cittadino è infatti impegnato in prima linea nella gestione dell'emergenza frana. Secondo l'accusa, tra il 2019 e il 2020 il sindaco e l'allora presidente del Consiglio Comunale Fabio Bennici avrebbero sfruttato i propri ruoli istituzionali per ottenere l'assunzione di almeno 5 operatori. Per la procura una condotta che configurerebbe il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità. Mi difenderò nel giudizio, ha commentato Conti. Non capisco in che modo possa aver indotto qualcuno. Sono sereno e a disposizione della magistratura. Le difese intanto respingono ogni addebito. Il processo inizia
inizierà a luglio. Proseguono intanto senza sosta le indagini sulla frana. Il procuratore capo di Gela, Salvatore Vella, insieme ai consulenti tecnici dell'Università di Palermo, ha effettuato un lungo sopralluogo per mappare un fronte di smottamento, risultato molto più ampio dei 5 km inizialmente stimati. Oggi un nuovo sorvolo con l'elicottero della polizia ha permesso di osservare dall'alto anche le aree irraggiungibili via terra, grazie a telecamere ad alta risoluzione. Sarà un lavoro lungo e complesso, ha spiegato il procuratore. Da lunedì scatteranno i primi interrogatori ai tecnici informati sui fatti. A Niscemi intanto, tra macerie, paure e inchieste, l'emergenza sembra non avere fine. Ancora a Niscemi sono ripresi i recuperi delle suppellettili nella fascia più pericolosa, quella tra i 50 e i 30 metri dal fronte della frana, anche con l'uso di robot. Al microfono di Gerry Italia, una coppia di giovani imprenditori racconta cosa significa perdere tutto in pochi minuti. Il suono degli allarmi dei geolaser che nelle scorse ore hanno segnalato continui movimenti del terreno oggi si spegne. Vento e pioggia hanno provocato numerosi falsi allarmi, costringendo alla loro temporanea disattivazione. I dispositivi verranno riprogrammati nelle prossime ore. Intanto, nella zona rossa della frana di Niscemi, i recuperi sono ripresi. Nella fascia più instabile, tra i 30 e i 50 metri dal fronte del crollo, le squadre USAR dei vigili del fuoco operano con robot telecomandati per lavorare in sicurezza nei punti più pericolosi. Ed è proprio qui, in questa zona, che sorgevano la casa e la pizzeria di una giovane coppia, Tony e Benedetta. La casa non c'è più, portata via dai primi crolli. La pizzeria invece è ancora lì, sul ciglio della frana, ma loro non ci potranno mai più rientrare. Per me ho sentito un senso di vuoto perché noi abbiamo investito tutto in quella zona con le attività, la casa, avevamo preso anche una campagna sempre di fronte alla casetta, perciò avevamo dei sogni, pensavamo di vivere il resto della nostra vita in questa zona, infatti abbiamo investito in questa zona. In questo caso uno si deve rimettere per forza in gioco e ricominciare da zero, da come avevamo cominciato 7 anni fa praticamente. Stiamo cercando di capire come andare avanti perché comunque viene il momento dei risarcimenti, di cercare di quantificare per poter andare avanti e come fare. Da quel giorno, da quella domenica, voi non avete più una casa, non avete più un posto di lavoro perché entrambi ricadono in zona rossa, tra l'altro nella zona rossa più calda. Sì, la casa non c'è più, è crollata, mentre il posto di lavoro rientra nella zona rossa e c'è stato detto che per certo non possiamo più riaprire, quindi abbiamo già svuotato la pizzeria. E mentre si attendono gli aiuti annunciati dalla regione, a Niscemi la priorità resta la sicurezza, perché sul ciglio di questa frana non ci sono solo edifici, ma intere vite da ricostruire. E sarà operativa da martedì 17 la piattaforma predisposta dalla Regione per presentare le richieste e accedere ai contributi straordinari destinati ai gestori di attività economiche danneggiate sia dal ciclone Ari sia dalle frane di Niscemi. Sono previsti finanziamenti fino a 20.000 euro. Le domande potranno essere presentate dal 17 fino al 27 febbraio. Paura nella notte a Licata, un'esplosione causata da una bombola del gas devasta un appartamento, feriti marito e moglie, evacuato l'intero stabile. Davide Sardo. Si è sfiorata la tragedia nella notte a Licata, nel quartiere Oltreponte. Intorno alle 3 una violenta esplosione ha scosso uno stabile di via Carso, nei pressi della scuola elementare Angelo Parla, svegliando di soprassalto i residenti. A provocare la deflagrazione, secondo i primi accertamenti, sarebbe stata una bombola del gas all'interno di un appartamento all'ultimo piano. Subito dopo lo scoppio è divampato un incendio che ha devastato l'abitazione e danneggiato anche l'appartamento accanto. Detriti e calcinacci sono precipitati in strada colpendo 2 auto parcheggiate. Il bilancio è di 2 feriti, marito e moglie di 65 e 60 anni. L'uomo ha riportato ustioni ma non è in pericolo di vita. La donna è rimasta sotto shock. Entrambi sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale di Licata. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino, supportati da una squadra del comando provinciale e dall'autoscala. Sul posto anche guardia di finanza, personale comunale reperibile e ambulanze del 118. Per sicurezza evacuati tutti gli abitanti del palazzo. Le operazioni di messa in sicurezza sono andate avanti per tutta la notte, mentre sono in
in corso gli accertamenti per chiarire con precisione le cause dell'esplosione. A Palermo spento questa mattina l'incendio in alcuni capannoni utilizzati dai senza tetto per dormire nella zona industriale di Brancaccio. Queste le fiamme che sono state spente. Il forte vento ha alimentato le fiamme per tutta la notte e adesso si procede ai sopralluoghi per accertare se all'interno degli immobili bruciati sia rimasto qualcuno. Una donna accoltellata in via Libertà a Palermo, ha arrestato l'aggressore, un uomo con problemi psichici. La vittima, che non lo conosceva, ancora in gravi condizioni. Marco Gullà. Per strada ci sono ancora le tracce di sangue. Nella centralissima via Libertà a Palermo, ieri un uomo di 53 anni, Massimo Gaiardo De Stefano, ha accoltellato alla schiena Maria Luigia Anna Tricarico, 56 anni, appena uscita dal salone del parrucchiere. Il 53enne, che soffrirebbe di disturbi psichiatrici, è stato arrestato e condotto in carcere. Alla domanda degli investigatori sul perché lo ha fatto, ha risposto così: non lo so. Non so dirvelo. Maria Tricarico si trova ricoverata all'ospedale Villa Sofia. Ha una frattura a una vertebra, spiegano i medici. La prognosi è riservata e al momento non deve essere operata. In via Libertà, intanto, non si parla d'altro. L'aggressore era noto da alcuni residenti, ma non aveva mai lasciato presagire che potesse commettere un atto così grave. Incontriamo anche il titolare della parruccheria che per primo ha soccorso la signora. Era ferita e accusava proprio il fatto di non poter respirare. Avete subito chiamato i soccorsi, la signora era terrorizzata, ha visto lei anche che comunque era piena di sangue, era ferita proprio nella parte Ma lei non si rendeva conto neanche di quello che aveva, perché lei pensava di aver subito un colpo e basta. Noi addirittura pensavamo che con questo evento fosse caduto qualcosa e l'avesse colpita. E poi abbiamo scoperto che aveva questa ferita nella schiena. Le tante telecamere di videosorveglianza saranno di supporto a ricostruire l'aggressione e soprattutto capire se l'uomo stava seguendo la donna in parrucchieria. E intanto si sono appresi altri particolari. L'uomo ha detto alla polizia, l'accoltellatore ha detto: non ha ricambiato al mio sguardo, non ci ho visto più. Così ha cercato di giustificarsi. L'uomo ha ammesso di non avere preso per alcuni giorni i farmaci che deve assumere per i suoi problemi psichici. A Gioiosa Marea, nel Messinese, è stato arrestato un uomo accusato di aver abusato della figlia della compagna. È finito in carcere per violenza sessuale su una minorenne. A Catania si è aperto in Corte d'Assise il processo nei confronti dell'uomo originario dello Zimbabwe, accusato di aver ucciso con 6 coltellate il pasticcere Santoré il 30 maggio dell'anno scorso in piazza Mancini Battaglia. La difesa della vittima cita il Ministero come responsabile civile. Dal 2007 infatti l'omicidio aveva avuto complessivamente 7 ordini di espulsione dall'Italia, 3 soltanto a Catania dal 2017 ed era ancora lì. Un patto di fedeltà e speranza che vive nel cuore dei catanesi, così il patriarca di Venezia Moraglia per i festeggiamenti di ieri dell'8ª di Sant'Agata a Catania. Severo monito del parroco Scionti: più decoro, non è carnevale. Desiree Ferlito. Un patto di fedeltà e speranza che continua a vivere nel cuore dei catanesi. Questa è la riflessione di Monsignor Francesco Moraglia, patriarca di Venezia, che ha sancito la conclusione dei festeggiamenti dedicati alla Santa Patrona di Catania. Dopo qualche incertezza dovuta all'allerta meteo arancione, si è deciso di far svolgere regolarmente la processione in Piazza Duomo. Le celebrazioni trasmesse in diretta, a reti unificate su Antenna Sicilia, Telecolor e streaming su Sicilia Web hanno visto l'esposizione delle reliquie alle 8 e le messe in diversi momenti della giornata, fino alla celebrazione eucaristica delle 19. Terminata la liturgia, le reliquie sono state portate in Piazza Duomo alla presenza delle massime autorità cittadine per l'ultimo saluto della città alla sua patrona. 2 le novità annunciate da Monsignor Renna, il 16 e il 17 agosto, ha detto l'arcivescovo. Il Santo Padre invierà un cardinale legato pontificio. L'inviato del Papa giorno 16 presiederà una veglia di preghiera nel piazzale del castello di Aci Castello, dove verranno portate le reliquie di Sant'Agata. Alle prime luci dell'alba del 17 agosto, dalla rotonda di Via del Rotolo, muoveremo in processione con le reliquie che giungeranno in cattedrale, dove verrà celebrato il pontificale.
Il 18 agosto avrà termine l'anno giubilare a Gatino. Rimane però l'eco delle fortissime parole di Monsignor Barbaro Scionti, parroco della Cattedrale di Catania, che ai nostri microfoni ha invitato i devoti a una riflessione. C'è bisogno di ritrovare il decoro, ha detto, soprattutto tra chi si approccia ai cordoni. Non è carnevale, ha continuato Scionti, quello è un momento di intensa spiritualità. Restiamo a Catania, un ateneo autorevole per attrarre risorse e talenti. Questa è la visione del rettore Foti, che ha inaugurato l'anno accademico. Nella relazione del rettore c'è anche la vocazione solidale dell'ateneo, dall'accoglienza degli studenti palestinesi al sostegno per quelli iraniani. Fondamentale la Lectio Magistralis sul mondo frammentato di oggi, tenuta da Mariangela Zappia, prima donna a ricoprire l'incarico di ambasciatrice negli Stati Uniti. Cambiamo argomento, il carnevale arriva ovunque, anche in classe. A Siracusa ha preso il via in 2 licei una curiosa settimana della moda. Ogni giorno ci si veste con un tema diverso. È la Fashion Week degli studenti. Francesco Aloi. Con le pinne a scuola. Nei giorni di carnevale tutto è possibile. Ci sono diversi anni che continuiamo questa tradizione, i ragazzi sono entusiasti. Così la Fashion Week, una settimana della moda un po' strana, la si vive anche in classe. Ogni giorno un tema diverso. Al liceo Einaudi di Siracusa è il turno del trash. Ci dobbiamo vestire nel peggior modo possibile. Almeno per questa parte dell'anno ci sta a togliere la serietà. Soprattutto di quelli del quinto anno. Quinto anno, ultimo anno di questa grande esperienza, prendiamola anche con il divertimento. Un modo quindi per alleggerire la tensione, soprattutto per chi tra poco dovrà affrontare la maturità. Ma non ti presenterai così con questa parrucca? No, dipende, volendo anche sì, facciamo una goliardia e scherziamo e veniamo presentati così, chissà se ci espellono. Dall'Einaudi andiamo al Corbino, scuola diversa ma stessa atmosfera, anche se qui è la giornata elegante. Come potete vedere oggi abbiamo il tema elegante e continuiamo appunto le lezioni vestiti in maschera per continuare questa tradizione. I professori sono contenti di questa iniziativa, loro non partecipano, ma insomma è un modo per fare lezione in una maniera più piacevole. Abito lungo, tagliere e tacchi per lei, giacca e camicia per lui. Sembra di essere al ballo dei licei, ma è soltanto carnevale. Un must che si propone ogni anno, penso la giornata, a dire il vero, che viene realmente rispettata da più persone. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio la vigilia di campionato del Palermo che domani ospiterà l'Entella, attesissimo anche il derby Siracusa-Catania, sempre domani. State con noi. Calcio, vigilia di campionato per il Palermo che dopo il pareggio infrasettimanale di Marassi domani contro l'Entella alla Barbera va alla ricerca dei 3 punti. Marco Gullà. Continuare a fare punti per mettere pressione alle prime della classe è l'obiettivo del Palermo che domani al Barbera contro l'Entella vuole ottenere la 7ª vittoria casalinga consecutiva. Un rollino da record che però ancora non basta, visto che Venezia, Frosinone e Monza hanno un passo accelerato. Diversi dubbi per Inzaghi, l'allenatore rosanero deve fare i conti con la gestione delle energie dopo una trasferta a Genova che ha richiesto un grande dispendio fisico e mentale. Jonsen domani potrebbe partire dalla panchina ed essere utilizzato da Inzaghi a partita in corso. Per un posto da titolare c'è in vantaggio Ledu Aron che giocherà al fianco di Palumbo e a supporto di Poyampalo. In difesa Magnani dovrebbe prendere il posto dell'infortunato Peda, a centrocampo tornerà titolare invece Segre. L'Entella è formazione insidiosa, ha vinto l'ultima contro il Cesena ed è fuori dalla zona play-out. Intanto ha presentato alla stampa l'ultimo arrivato Rui Modesto, al momento indisponibile ma voglioso di potersi giocare le sue chance. Questo di infortunio non è facile da dire quando un giocatore torna e per me io ti voglio dire che io lavoro tutti i giorni e ogni giorno per tornare pronto possibile e credo che adesso sono molto meglio che prima e aspetto tornare il pronto possibile.
Vigilia del derby fra Siracusa e Catania, sfida che Telecolor trasmetterà in diretta e in chiaro. Marco Carli. Una partita che vale per il Catania, che vuole mettersi alle spalle lo stop con il Sorrento e la frenata interna con il Cerignola, ma anche per il Siracusa, che non attraversa di certo un periodo positivo. 5 sconfitte nelle ultime 6 dopo i 3 punti importanti con la Salernitana, e si affida anche ai tifosi con la giornata azzurra. Dall'azzurro al rosso-azzurro il Catania vuole sentirsi in corsa. Il campionato è ancora lungo, c'è lo scontro diretto seppur alvigorito, ma per arrivarci al meglio bisogna appunto ricominciare a correre. In casa Etnea, per la gara che, lo ricordiamo, sarà trasmessa in diretta e in chiaro da Telecolor, non ci sono Corbari e Lunetta squalificati. Ritorna Misceli, si è allenato regolarmente di tacchio. Qualche cambio inevitabile anche appunto a causa delle decisioni del giudice sportivo, oltre al normale turnover. Di Noi e Bruzzaniti fra i papabili per cominciare dall'inizio al De Simone, in sostituzione proprio dei 2 squalificati. Col Siracusa nel girone d'andata era cominciato un cammino importante, gli etnei vogliono ripetersi. Il morale della squadra è buono, perché consapevoli di aver fatto una buona prestazione, amareggiati per il risultato sicuramente, come eravamo tutti dopo la partita, ma consapevoli che abbiamo fatto una buona prestazione. Ci è mancato qualcosina per portare a casa la vittoria meritatamente, l'abbiamo resettata, dobbiamo partire dalla prestazione e affrontare questo derby nel modo giusto. E noi ci fermiamo qui, grazie, buon pomeriggio.